we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody. Amici, benvenuti, siamo sempre in diretta in questo lunedì che vede appunto cominciare la nostra settimana sempre con degli ospiti che vengono a prendere il caffè da noi qui a Chiacchiere Caffè. Allora oggi saluto e vi presento Sandra Miotto, benvenuta Sandra. Buongiorno a tutti. Sandra Miotto è la presidente di Domani Donna, un ente di formazione professionale per cui oggi la puntata sarà dedicata a questo tema che trovo molto interessante, che spero vi piacerà, ovvero la formazione e l'occupazione della donna. Allora Sandra, vediamo un po' di costruire lo scenario di questa situazione un po' della donna. È da anni che lei si occupa di inserimento professionale, di formazione femminile, perché Domani Donna è nata nel 1989, vero Sandra? Esatto. Da una sua idea. Allora le passo la parola così ci racconta tutto e poi facciamo insieme questo percorso nel mondo del lavoro e della donna. Allora, parto da lontano così. Tanto abbiamo un'ora, quindi di cose da dire ce ne sono tante. Allora, io mi sono sposata giovanissima e ho avuto 2 figli. Di conseguenza non ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare da subito. A un certo punto, però, quando i miei figli sono diventati un pochino più grandi, ho avuto l'opportunità di conoscere un'associazione che si occupava del ruolo della donna in famiglia. E per alcuni anni sono entrata in questa associazione, ho assunto anche un ruolo dirigenziale nel Veneto e dopo un po' di tempo questa problematica della valorizzazione del lavoro in famiglia, del ruolo della donna era così sentita che dopo poco tempo avevo 15.000 soci in Veneto. E lì mi sono trovata a confrontarmi proprio con il territorio. E quello che è emerso è che moltissime di queste donne purtroppo non potevano scegliere di stare a casa, ma erano costrette perché mancavano degli strumenti necessari ad entrare nel mondo del lavoro, o perché l'avevano abbandonato per avere i figli, o per vari altri tipi di ragioni. E allora ho pensato che qualcosa bisognava fare di concreto. Certamente a livello legislativo alcune tutele iniziavano a sentirsi, la possibilità, si parlava tanto di stipendio alla casalinga, ma tutte sì, è idee, vero, anni 90, giusto, anni 90, sempre. tante idee però un po' utopistiche, nel senso che insomma erano difficilissime non da realizzate, realizzare. abbiamo E visto. infatti abbiamo visto che non si sono. Per le note dolenti delle casalinghe. Allora ho pensato che se volevo davvero dare un contributo a questa situazione che avevo vissuto anch'io in prima persona, dovevo trovare altri tipi di strumenti. Decisi allora di costituire assieme ad un gruppo di queste amiche che come me si erano impegnate nel sociale, una cooperativa per poter presentare alla Regione, alla Comunità Europea dei progetti per formare e professionalizzare le donne che desideravano rientrare nel mondo del lavoro. Anche perché c'è da dire che queste donne non è che non avessero professionalità, magari era sommersa, perché molto spesso le donne che sono a casa o aiutano il marito che ha un'impresa, sono anche capaci di tenere una contabilità di una piccola impresa, la tengono, ma quando tu gli chiedi che cosa fanno ti rispondono che non fanno nulla. E allora ritirare fuori un po' tutte quelle che erano le loro professionalità, fargli acquisire una certa autostima, sicurezza, consapevolezza, e quindi questo era l'obiettivo. Così è nata Domani Donna, e Domani Donna porta anche un nome particolare e mi piace ricordarlo perché è stata un'esperienza importante. Mi ricordo che ci siamo trovati verso la fine di agosto intorno a un tavolo, eravamo 9 amiche, perché allora le cooperative dovevano essere composte di 9 persone, e una di queste era stata colpita da un tumore al seno, e in quel periodo era in chemioterapia e portava la parrucca. E girando,
venivano fuori i nomi più svariati per questa nostra cooperativa. Poi a un certo punto lei disse: io vorrei che si chiamasse Domani Donna perché vorrei che ci fosse un futuro per me e per tutte le donne. Questo mi era sembrato così bello che ho detto sì, non poteva non chiamarsi che così. E così è nata Questa Domani è Donna. così la genesi, appunto, La sia del genesi è nome stata questa, sì. di questa creatura che insomma le ha Esatto. dato sicuramente, le sta ancora dando molta soddisfazione comunque, Sì. perché si tratta davvero di un ruolo sociale comunque che Indubbiamente, lei esercita attraverso insomma indubbiamente. questo ente di formazione. Beh, io se posso dire, proprio perché mi occupo di formazione, la cosa importante è riuscire a fare un lavoro che piaccia e che dia soddisfazione. Quando poi c'è un aspetto sociale dentro, ti dà anche una forza maggiore. Si sente Quindi è anche una meno cosa la bellissima. fatica, perché Sì. immagino che insomma Sì. di fatica ce ne sia, tra l'altro. Tantissima. Ecco, lo Tantissima. dico e dopo entreremo anche nel merito di questi altri suoi ruoli. Lei non è solo presidente di Domani Donna, ma è anche vicepresidente nazionale dell'associazione AIDA, ovvero donne imprenditrici dirigenti d'azienda, Sì. quindi insomma ha sempre a che fare con donne che lavorano, magari addirittura Certo. che sono riuscite a fare il salto ad avere ruoli dirigenziali, quindi le segue anche in questo percorso. Sì. E poi si occupa anche del coordinamento femminile dell'Associazione Generale Cooperative Italiane. È lunghissimo, si tratta di 1700 cooperative, quindi... No, 7500, 7500. giusto. Quindi sono sono tantissime moltissime, davvero. sì, E sì, la sì. sigla è AGCI. Sì. Personalmente non la conoscevo, quindi insomma oggi facciamo una disamina anche su questo tipo di forme di associazionismo, sempre tinte di rosa, come si Sì, dice, così certo. legate al mondo femminile. Allora riprendiamo il discorso di Domani Donna. Insomma, Sì. intanto un nome bellissimo che sa di ottimismo, di costruzione, Esatto. di prospettive, no, per le donne nel Infatti. futuro. Come è strutturato un po' Domani Donna? Come funziona? Con chi si interfaccia a livello di enti di formazione professionale? Allora, Domani Donna ha fatto un percorso molto lungo, quindi c'è stata una grande trasformazione naturalmente all'interno della nostra organizzazione. Quando siamo partiti Eravate eravamo in 9, piccolini. Sì, e poi piene di entusiasmo ma anche di paura, perché allora non c'era poi così diffusa la possibilità di fare una formazione specifica anche Siete stati dentro un la po' apripista da questo punto di Certamente, vista. specialmente nel femminile. E ricordo infatti che la prima fiera europea sulla formazione al femminile si teneva a Bruxelles e mi ricordo che con grande coraggio noi siamo andati a Bruxelles e mentre, non so, per dirvi, la Spagna era presente con degli stand di computer, che allora insomma era ancora una cosa insomma non Sì, così diffusa inconsueta. come oggi, l'Italia era presente con noi. Ricordo che era l'organizzazione al femminile e con una signora che veniva dalla Sardegna. Lo ricordo come me, ancora. di origine sarda. Mi ricordo ancora perché ci guardavamo e dicevo, mamma mia, qui quanto lavoro da sarà stata fare. sicuramente una signora agguerrita, perché le sarde sono Sicuramente, toste. era un piccolo organismo che veniva dalla Sardegna. Dopo naturalmente si sono mossi gli organismi più importanti, più forti, più organizzati, perché avevano dietro alle spalle le associazioni di categoria, cosa che Domani Donna ovviamente non ha. Però allora noi avevamo già intuito quello che sarebbe successo poi. Come funziona Domani Donna? Domani Donna è un'organizzazione essenzialmente al femminile, per pari opportunità. A volte alcuni collaboratori sono anche maschi, Certo, per preciso, perché senza... Siete di ampie vedute comunque. Non c'è dubbio, anche perché ritengo che proprio l'equilibrio in tutti gli organismi, da quelli familiari a quelli istituzionali, lo raggiungeremo solo quando ci sarà un equilibrio di Certo, rappresentanza. il dialogo, non la contrapposizione. No, assolutamente, assolutamente. E il nostro organismo è naturalmente accreditato alla Regione Veneto perché vive in questa regione. L'accreditamento ha comportato quindi tantissimo lavoro perché tu devi avere un'organizzazione che è in regola con tutte le norme che oggi vengono stabilite. La burocrazia in Italia è sempre che voi sapete vigente. sono molto molto complesse e quindi noi ci siamo accreditati quasi da subito. La prima tipologia di attività che
che abbiamo svolto è stata quella per le donne disoccupate, o allora si parlava molto di retravaillé, cioè il rientro nel mondo del lavoro. Questo Magari era dopo una un termine, maternità. magari dopo una maternità, appunto dopo un abbandono, perché uno si sposa, 2 o 3 figli, quindi ritiene che insomma, come è giusto, si Sì, deve ci si dedicare ai dedichi ai figli, figli. e poiché ancora molti servizi non sono presenti nel territorio a supportare la donna, a volte invece sono i familiari che aiutano più che i servizi, ecco che allora, in particolare a quel tempo, c'era la necessità poi di avere un aggiornamento, perché purtroppo, specie le tecnologie, sono così veloci nel cambiamento che è indispensabile continuare a Certo. fare una formazione per Tante l'aggiornamento. donne che non sapevano, magari ancora oggi non sanno Esatto. usare il computer, tra gli Appunto. uomini, però qui si parla di formazione femminile, Esatto. avete insegnato Sì, insomma, sì, anche sì. queste nuove I tecnologie. primi acquisti sono stata un'esperienza quasi Beh, incredibile. io stessa a suo tempo, dopo l'università, dopo la laurea, avevo fatto con il Fondo Sociale Europeo un corso specialistico di visto? computer, perché insomma, Infatti. bisognava aggiornarsi anche lì, Esatto. e quindi mi ero fatti i miei 6 mesi più o meno Sì. di corso di Più o computer. meno i corsi nostri, infatti, sono rappresentati da un periodo di circa Ecco. 6 mesi. Allora, all'interno di Domani Donna naturalmente poi si differenziano le professionalità. Il mio ruolo è quello un po' delle relazioni esterne e di portare a casa maggiori possibilità di lavoro per l'azienda, quindi pubbliche relazioni, rapporti con le istituzioni, con la regione, con il ministero, con la comunità europea. Poi all'interno i ruoli si differenziano, abbiamo le psicologhe che sono quelle che stanno spesso anche allo sportello e ricevono le donne, perché arrivano tantissime. Noi abbiamo uno sportello all'interno di Domani Donna che funziona tutto l'anno. Dov'è la sede di Domani Donna? La sede di Domani Donna è in Viale della Navigazione Interna 51, qui a Padova, quindi nella zona industriale. Sì, sì, anche sì. facilmente accessibile da chi arriva fuori Padova. Infatti quindi. abbiamo scelto proprio quella zona perché è vicino a Padova Est, e però c'è anche un mezzo che dalla stazione porta direttamente, mi pare sia il numero 7, e quindi siamo raggiungibili. Poi nella nostra sede sono presenti ovviamente delle aule attrezzate, abbiamo 4 aule attrezzate, abbiamo quindi una 80ina di computer Quindi a fate proprio i corsi disposizione. in sede. Certamente, per chi ne ha bisogno, la nostra sede. Attualmente poi in questo momento in cui c'è grandissima crisi e molte persone vengono lasciate a casa dal lavoro, insomma lo sapete cassa tutti qual è la integrazione nostra, proprio. esatto, abbiamo molte persone in cassa integrazione, noi siamo anche accreditati ai servizi al lavoro con la regione e quindi riceviamo queste persone che ovviamente vanno in difficoltà perché vengono lasciate a casa, per supportarli in un percorso non solo di aggiornamento ma anche di sostegno in questo momento. Quindi è un momento in cui c'è molto via vai a Domani Donna anche per... Immagino che lo sportello sia sì. È molto carico di frequentato lavoro. e molto carico, vero? Tra Purtroppo la l'altro, crisi ha colpito sì, moltissimo anche l'occupazione femminile. Moltissimo. Infatti cerchiamo anche di capire queste persone che cosa vogliono fare, che tipo di aggiornamento desiderano ottenere. Facciamo dei percorsi proprio individualizzati per aiutarli e poi di gruppo per condividere assieme ad altre persone che hanno la stessa difficoltà Anche e un farsi disagio. anche coraggio insieme. Certo, perché dopo insomma, si viene colpiti anche da questa Certo. mortificazione, a volte da un po' da È questa veramente tristezza difficile. che... Volevo anche precisare un'altra cosa, che noi non abbiamo solo questo sportello, ma siamo presenti anche in 4 comuni con degli sportelli Ho presso i visto comuni. più o meno 20 sedi, vero, dislocate tra i vari? Ah no, vedo Domani Donna conta 20 attività di orientamento presso Sì. comuni della provincia di Padova e soprattutto Sì, presso le scuole. Sì, sì, perché noi facciamo molte attività sia con le scuole, con l'università, perché partiamo dalla base, no? È come un cerchio completo. Ho visto che anche oggi avete portato, c'è una scolaresca qui che sta vivacizzando i nostri studi televisivi, la redazione. Un po' troppo, vero? Tantissimi ragazzini così belli, vivaci. Queste sono esperienze importanti, noi crediamo che già nella scuola bisogna cominciare a capire che cosa si farà dopo, a conoscere il mondo dell'impresa e del lavoro, per cominciare insomma a rendersi conto che cosa piace, cosa non piace, fare È delle vero, esperienze concrete.
concrete. Lo dico proprio in prima persona perché io magari avevo tanti interessi, tante passioni, come me ci sono magari molte donne, molti ragazzi che hanno così tanti interessi e non sanno dove indirizzare le proprie energie. Poi va bene lo stesso perché ognuno si crea il suo percorso con l'intraprendenza, un po' con l'immaginazione, però a volte dico se avessi saputo fin da piccola cosa fare mi sarei risparmiato un po' tanta fatica, anche quello, no? L'ottimizzazione un po' delle energie, poi insomma siamo fatalisti, è giusto essere ottimisti, quindi ognuno fa il suo percorso, l'importante è avere sempre grinta, no? Determinazione, insomma non arrendersi. E quindi dicevo, in questo circuito noi partiamo dalla scuola, dove abbiamo alcuni progetti finanziati, scuola, università, perché portiamo anche i ragazzi presso l'università, dove viene fatto un orientamento su quelle che sono le possibili facoltà, in modo che possano scegliere il tipo di facoltà o almeno conoscere il tipo di facoltà. Sì, l'informazione, dicevamo, è fondamentale. Sapere dove andare a parare, che cosa si può appunto scegliere, le varie opzioni, no? Per esempio adesso stiamo facendo anche un progetto molto interessante, che è un progetto di comunicazione in cui i ragazzi hanno una borsa di studio dentro la scuola e oltre alle ore, sono scuole di tipo tecnico, mi pare che attualmente lo stiamo facendo con una scuola dove si diventa la professionalità il grafico e noi facciamo un percorso di comunicazione all'esterno in collaborazione con delle aziende, in modo che all'uscita dalla scuola uno non è solo grafico ma ha anche appreso tutta una serie di tecniche di comunicazione e perché no, se la cosa funziona potrebbe avere già il lavoro all'uscita della scuola. Però belle notizie, anche un percorso molto più pragmatico se vogliamo, a volte una formazione accademica che non sempre garantisce, anzi forse quasi mai l'inserimento nel mondo del lavoro, quindi diventate in qualche modo trade union, che manca comunque l'università. Devo confessare che lo siamo sempre stati. Lo siete, sì, perché l'università ancora non ha quel contatto. Sta cominciando a cambiare, sì, c'è però un cambiamento culturale, diciamo, da questo punto di vista, però i ragazzi che si laureano ancora non hanno l'immediatezza, no, nell'inserimento nel mondo del lavoro. Esattamente. Ci vorrebbe. Quindi dare una borsa di studio ai ragazzi, quelli più bravi, che possono anche fare una formazione aggiuntiva a quella scolastica e che poi si trovano. È successo l'anno scorso, mi pare che 2 ragazzi hanno avuto il lavoro alla fine dell'ultimo anno. E oggi avere il lavoro è veramente una grandissima conquista. Lei, Sandra, ha portato delle foto, vero, di Domani Donna, di corsi di formazione, quindi chiedo alla regia di mandarle così parliamo anche e vediamo un po' di immagini. Ecco, molto bella questa. Dove siete? Qui abbiamo fatto un convegno a Villa, come si chiama? Villa, non ricordo il nome della villa, molto mi dovete bello, scusare. Ma è a Padova comunque? Sì. Beh, vedo questo esercito di donne. È molto perché bello vedere questa perché compattezza del mondo femminile. Il lavoro più importante che noi facciamo è quello di mettere insieme giovani e meno giovani. Sì, lì ho visto anche molte adulte, signore, insomma. Perché abbiamo fatto anche progetti interessanti, per dirle, proprio in collaborazione, ecco, vede, questi sono i nostri convegni. Come difendere la borsa della spesa, molto interessante. Giro subito la domanda. Come difendere la borsa della spesa? Come nasce questo titolo? Il titolo nasce in collaborazione con l'Associazione dei Consumatori, proprio perché riteniamo che sia fondamentale la conoscenza, lo scambio, l'esperienza, per esempio anche nella cooperazione, adesso si fanno i gruppi di acquisto, faccio un esempio, proprio per risparmiare, perché quando i periodi diventano davvero difficili, come oggi, e facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese, bisogna scegliere prodotti genuini prima per la nostra salute, ma anche cercare di risparmiare e quindi bisogna avere tutte le informazioni necessarie e mettersi in rete, perché in rete davvero si possono risolvere una serie di problemi economici che magari da soli non potremmo fare. Sì, oggi fare rete diventa fondamentale, un po' in tutto. L'unione fa la forza, visto che il periodo è magro e negativo. E quindi abbiamo fatto una serie di convegni con esperti proprio per capire la qualità e il tipo di acquisti da scegliere, come acquistare, certo.
Qui sono sale della vostra Queste sede? sì, questa è la aule? nostra sede, questi sono ragazzi che stanno svolgendo qualche corso professionale, perché è preciso che poi tutti i nostri corsi alla fine hanno una Un qualifica attestato. finale. No, no, non è un attestato, è ben diverso, si fa un esame regionale, vengono quindi rappresentanti della regione e rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, quindi è una commissione anche abbastanza severa. Severa, C'è una vabbè, ci prova vuole un po' scritta e una prova orale e si acquisisce una qualifica che poi viene riconosciuta a livello comunitario, quindi anche se uno dovesse andare all'estero, la sua qualifica è riconosciuta in tutti i paesi della comunità Però anche europea. questa è stata una vostra conquista, no? Di Domani È Donna, stata, credo. sì, beh, una nostra conquista, grazie anche alla Regione, che poi sempre di più si è organizzata rispetto ai primi anni del 90 e adesso rilascia queste qualifiche che sono una garanzia anche per persone che vengono dall'estero, perché spesso noi abbiamo stranieri che magari hanno delle competenze molto professionali, hanno avuto anche esperienze lavorative, però arrivano nel nostro paese e vedono che i loro titoli non sono riconosciuti. Certo, non c'è Questo è un modo dialogo. no, perché proprio tecnicamente non è possibile riconoscere un titolo acquisito in un paese che non appartiene alla Però comunità oggettivamente europea. non è giusto, quindi avete cercato di Quindi ovviare. con questi corsi che poi hanno una qualifica si entra in qualche modo nella cultura e nella mentalità italiana, i corsi prevedono anche uno stage aziendale, quindi se uno poi ha le capacità e la professionalità entra in azienda e non ne esce più. Ecco, questo volevo appunto capire, voi vi relazionate con le aziende, no? Con Moltissime le imprese, aziende, moltissimo, sì, quindi sì, sì. garantite già, cosa che l'università non fa con la vostra Certo. immediatezza, garantite già un ingresso Sì. comunque nel mondo, diciamo, del lavoro con lo stage, poi uno se la deve Certo. giocare, è chiaro che Certo. quello è fondamentale. Uno Però deve vede, il sempre nostro dimostrare. corso proprio prevede una parte in azienda e l'azienda si sceglie su misura per l'allievo. Quindi cerchiamo di capire che cosa vuole, dove vuole andare, in base al suo percorso Ci sono dei di test studi. psicoattitudinali, diciamo Sì, preliminari, certo. no? Fatti da psicologi del lavoro, mi Certo. diceva, quindi Sì, sì, è un sì, sì. percorso molto selettivo anche, Ah. molto attento. Non c'è dubbio, è indispensabile perché aiutare la persona a trovare il suo vero percorso è uno dei nostri compiti. Forse il più Spesso arduo. il più arduo. Io dico a volte non ci si riesce, no? Le racconto così un episodio Sì. perché è molto divertente. Mi è capitato perché noi quando poi mandiamo i ragazzi in stage, mi ricordo che quello era un corso per segretarie di studi notarili e di avvocati. Quindi corsi anche molto specifici. Eh sì, i molto nostri sono tecnici. sempre, cioè il differenziarci da percorsi universitari significa anche dare proprio delle competenze il più specifico Sì, perché possibile. l'università, grande cultura, tutto quello che si vuole, ma Esatto, generalista. non entra nello Invece specifico. qui si va Allora nello facciamo specifico. questo bellissimo corso, individuiamo tutti gli studi, quindi selezioniamo e dividiamo le ragazze, no? Alla fine ci si ritrova circa dopo che hanno fatto lo stage per dire tu come va, ma io ho delle difficoltà, qualcuno dice io mi trovo bene, io adesso avrò un rinnovo per un periodo, Di mi hanno stage. prolungato lo stage perché a volte è un prolungamento, a volte è un piccolo contratto, a volte... Arrivo ad una delle mie allieve la quale dice io una cosa ho capito, che non lavorerò mai in uno studio Notarile. notarile. Ho E mi capito che ricordo non che mi piace. al momento ci sono rimasta malissimo perché dico mamma mia, tutto questo sforzo, tutta questa fatica, poi però riflettendoci ho detto beh, in fondo questa persona ha capito che almeno Certo. questa cosa non la vuole fare. fondamentale. Tant'è vero che poi si è aperta un ristorante, so che lavora benissimo, ha Bene. trovato la sua strada. Però probabilmente se non avesse fatto questa esperienza per cui ha dovuto trovarsi in un ufficio 8 ore al giorno, al chiuso, che non corrispondeva a quello che era la sua anima, il Le suo creava spirito, insofferenza le creava sicuramente. insofferenza e l'ha capito solo così. L'ha capito per esclusione, l'importante è Esatto, capire, no? esatto. E per esclusione ha capito che voleva Mi è fare rimasto l'altro. molto impresso perché chiaramente... Però questo è un segnale, no, di come comunque l'importante è fare, Sì. cioè non stare lì a titubare, oddio Sì. cosa faccio, faccio questo, faccio quello. Già gettandosi un po' nella mischia, diciamo così, Fondamentale. uno comunque si chiarisce le idee. Bisogna avere il coraggio di sperimentare e non fermarsi davanti a nulla, perché se uno vuole raggiungere un obiettivo lo raggiungerà.
Bene, Io dico questo sempre alle yes donne we bisogna avere can. grande fiducia. Brava, come dice Obama, yes we can, citiamo Esatto, un grande presidente. possiamo veramente. Siamo quasi alla chiusura della prima parte, allora Sì. cito dei dati, poi dopo la pubblicità riprendiamo il Sì. discorso di Domani Donna. Con il contributo della provincia e il finanziamento della regione del Fondo Sociale Europeo, con cui vi interfacciate di continuo, dal 1990 Domani Donna ha realizzato numerosi corsi, do dei dati per i nostri amici da casa, 63 corsi di formazione di figure professionali come consulenti di servizi, segretarie ed assistenti, promoter, formatori, operatori ed esperti di diversi settori, 51 corsi specifici per disoccupati in ambito economico, commerciale, turistico, artistico, alimentare e ambientale, quindi per tutti i gusti, 23 corsi di aggiornamento e qualificazione per occupati riguardanti specifici sistemi informativi, macchinari, programmi e software, ci si riferisce sempre a donne fondamentalmente, no? 6 corsi di specializzazione voucher di alta formazione, corsi di lingua italiana per stranieri. Numeri belli, tosti, l'impegno è fortissimo dal 1990 a oggi. Mando i 2 minutini di pubblicità e poi riprendiamo le fila per tutto quello che riguarda la formazione e l'occupazione della donna con Domani Donna. A tra poco. Amici, bentornati in diretta a Chiacchiere Caffè, siamo sempre in compagnia di Sandra Miotto, presidente di Domani Donna, con cui stiamo parlando appunto di formazione e occupazione della donna, appunto nel mondo del lavoro. Domani Donna è una cooperativa senza fini di lucro nata nel 1989 che opera appunto nell'ambito della formazione professionale e dei servizi alla persona. Ma aggiungo altre 2 cariche perché dopo parleremo anche di questo, vero Sandra? Sandra Miotto è anche vicepresidente nazionale dell'associazione AIDA, quindi donne imprenditrici, dirigenti d'azienda, per cui manager, insomma sempre a contatto comunque con le donne che sono riuscite decisamente ad inserirsi nel mondo del lavoro, e poi si occupa anche del coordinamento femminile dell'Associazione Generale Cooperative Italiane. Cioè, gli impegni sono tantissimi, non so come faccio a stare dietro a tutto, ma le donne hanno una forza, appunto di questo stiamo parlando, una determinazione e una grinta impareggiabili, vero Sandra? Non c'è dubbio. Allora, in questa seconda parte del programma, visto che nella prima abbiamo un po' descritto come è strutturato Domani Donna, poi facciamo magari ancora un po' il punto, diamo i riferimenti, il sito internet, mi faceva piacere parlare con lei della sua percezione diretta, di come è cambiata la figura della donna in generale, anche rispetto al contesto lavorativo. Dal 1989 a oggi di cose ne sono successe, vero Sandra? Tantissime, tantissime. Devo dire, ecco, premetto che ancora c'è moltissimo da fare. Quello è la premessa doverosa. Però diciamo che insomma molte cose sono cambiate. Io ricordo che allora donne nel mondo del lavoro erano molto meno, mentre oggi è quasi scontato che una donna, anche se si sposa, cerca una sua realizzazione nel mondo del lavoro. Diciamo che questa è anche una necessità, questo va anche detto. Sì, oggi di un solo stipendio non si vive, vero? Anche gli uomini bisogna fare i conti con una realtà che proprio si è modificata, mentre una volta, non so se perché anche le esigenze sono di gran lunga, come si dice, abbiamo una qualità di vita migliore, di conseguenza abbiamo maggiori necessità di stare bene, ci vogliamo trattare anche meglio. Ci vogliamo trattare meglio, ecco, intendevo dire questo, quindi forse anche questo spinge così a un'autonomia diversa, però in realtà con uno stipendio solo non si vive più. Questo ci ha costretto in qualche modo a un'emancipazione che tardava ad arrivare fino a quando noi eravamo solo tra le mura domestiche. Quindi cose ne sono avvenute e devo dire che anche, io vedo in particolare tra i giovani, no? Quando ho delle allieve, vedo proprio la differenza delle generazioni. Tra le generazioni giovani diciamo, il marito, il compagno è più disponibile a condividere quelli che sono i compiti familiari, mentre la generazione precedente dava per scontato che la donna dovesse avere un determinato ruolo e l'uomo non dovesse entrare minimamente. Era quasi una diminuzione, no? Partecipare, non so, andare a fare la spesa. Si soffriva ancora un po' di macismo, diciamo, vero? L'uomo doveva ancora mantenere questo ruolo.
Oggi è vero, mi faceva piacere parlare anche di questo perché è una mia sensazione, chiedo una conferma di una sua percezione in merito. L'uomo si è un po', tra virgolette, femminilizzato in senso positivo, cioè è diventato più Sì, comprensivo forse rispetto ai bisogni sì. della compagna. A volte, per alcuni aspetti, si è anche così un po' diventato anche lui un po' più fragile, forse perché la donna invece è diventata, nella legge del Un contrappasso, è pochino diventata un più po' più forte, forte. sì. C'è una contaminazione di generi forse, no? Questo non c'è dubbio, infatti io credo che il sesso maschile sia un po' in crisi in questo periodo Sì. perché deve ridisegnare una sua Alcuni identità. maschietti ci colpevolizzano perché dicono che siamo noi diventate troppo aggressive, se vogliamo, quindi questo però meriterebbe una puntata a parte, perché è Sì, proprio un'analisi c'è molto da sociologica, c'è c'è molto da molto da dire su dire. questo. Però diciamo ecco che ritornando così sul tema della condivisione, oggi inizia questo percorso. Devo dire che poi in questo noi siamo spesso responsabili, nel senso che in fondo sono le donne che educano i figli oggi. Questo va Quando ricordato. e di conseguenza se il figlio maschio poi viene trattato in maniera diversa dalla figlia femmina, il risultato sarà che poi i comportamenti saranno differenti. Infatti le donne devono farsi Quindi un'autoanalisi e a volte dei mea culpa su questo, no? Se il su bambino questo non c'è diventa dubbio. poco rispettoso, a volte della donna un po' maschilista, viziato, Esatto. è stato magari educato anche un po' Cominciano ad così. esserci donne che usano lo stesso metro di misura sia per il maschio che per la femmina, però è un processo culturale che Lentissimo. avviene anche proprio durante la formazione, perché quando si va a fare formazione a Domani Donna, come spero in altri organismi, una infatti delle mie ambizioni sarebbe rendere obbligatorio un piccolo modulo sulle pari opportunità in tutti i corsi formativi, perché spesso appunto c'è proprio un'ignoranza culturale, mi viene da dire, sotto Sì, questo sì, sì, ma è profilo, vero. per cui non c'è la conoscenza di quanto sia importante quello che trasmettiamo. Lo trasmettiamo con l'esempio, perché i genitori è importante che si comportino in un certo modo, non tanto, ma perché sono un modello e quindi è il modello Sì, che al di là poi delle fa parole, proprio cambiare l'esempio. la società. Davvero. Ecco, quindi tornando a questo, le giovani generazioni già si muovono diversamente, c'è ancora molta strada da fare. Per dire, io ho partecipato a un progetto comunitario assieme alla Commissione regionale Pari Opportunità che si chiamava proprio Per Actives. Ed era proprio Sembra un un progetto. medicinale. Sembra un medicinale per Eh, Active. E invece voleva dire padri attivi, nel senso che informava i padri della possibilità di prendere questo periodo di aspettativa quando nasce un figlio al maschile, per prendere confidenza con i propri figli. Sì, questo me lo accennava prima fuori onda ed è una Esatto. cosa veramente interessantissima, questa presa di coscienza da Sì. parte del maschio, perché diceva che molte volte ci sono coppie dove la donna lavora nel privato, l'uomo nel pubblico e quindi si rende E conto di quindi voler sì, stare con i figli, magari lui, esatto, per e quindi è aiutare la compagna. possibile prendere l'aspettativa anche da parte del maschio. Sembra che diventerà obbligatoria, questo c'è un progetto di legge per far diventare obbligatoria la possibilità che l'uomo rimanga a casa con il bambino quando Questo è è un appena grandissimo nato. cambiamento culturale, Sì, direi una rivoluzione sì. epocale. Comunque diciamolo, oggi vedere a spasso un padre con un bambino in carrozzella non è che Non fa più meraviglia notizia. nessuno, No, no, no. probabilmente una volta un uomo si sarebbe... Sì, 30 sì. anni fa, senza andare a No, non era 50, 30 anni fa possibile. non era ancora così. Però ecco, questo non significa che la condizione femminile abbia Infatti, raggiunto... la domanda sorge spontanea, Sandra. Sì, Allora, di sì, fronte a tutte queste sì, conquiste c'è però ancora molto da fare. A livello tantissimo. anche di leggi, no? Di proposte Sì, di legge in Italia, sì. insomma, c'è la Carfagna, poi le chiederò cosa pensa di questo ministro, però in termini di pari opportunità, cosa c'è ancora da fare che davvero manca secondo lei? Guardi, c'è davvero tantissimo, perché ci possa essere un equilibrio sociale sarebbe necessario che i tempi della donna fossero uguali ai tempi dell'uomo, cosa che oggi Ma non è. credo che Perché geneticamente non sia così, purtroppo la donna oggi ha sempre come minimo 2 lavori quando non diventano 3. Che Certo. significa il lavoro fuori casa, Il lavoro in il casa. lavoro in casa e spesso se vuole avere un impegno sociale quello diventa il terzo lavoro.
ed è questo che rende difficile la pari opportunità, proprio perché non abbiamo dei servizi a supporto che ci aiutino in questo. Se spesso non avessimo i nonni, adesso di idee ne stanno nascendo tante, dall'asilo familiare, dai voucher. Sembra che adesso il ministro Sacconi stia studiando dei voucher per poter pagare delle persone senza avere troppi oneri, con tipo un assegno perché possano fare assistenza. Addirittura noi abbiamo dei progetti, iniziamo a presentare dei progetti in cui se la donna viene a fare la formazione da noi può usufruire di un buono per tenere il bambino all'asilo, oppure di un buono, perché un altro enorme problema che abbiamo, per inviare l'anziano presso un centro diurno mentre svolge l'attività formativa, in modo da essere tranquilla a studiare, sapendo che sia il bambino sia il genitore vengono accuditi nel periodo di formazione. Quindi di cose ne stiamo facendo. Sono cose molto concrete, veramente tanto di cappello. Dobbiamo fare questo, perché assolutamente. poi al di là di tutto, no, delle proposte di legge, del politichese che a volte insomma lascia un po' il tempo che trova, come ha ben descritto ora lei, in pochissime parole si è capito della donna che ha da pensare al genitore anziano, al bambino, insomma al marito, cioè una trottola come sempre. No? C'è un altro problema, per esempio, che oggi dobbiamo affrontare, è il problema delle donne over 45-50, perché sono quelle donne più penalizzate, che vorrebbero rientrare nel mondo del lavoro, perché ormai l'età media di sopravvivenza, sappiamo, è molto elevata, però fanno fatica ad inserirsi perché qual è l'azienda che assume una persona che ha superato i 50 anni? È difficilissimo individuarlo. Questo vale anche per gli uomini, ma insomma continuiamo a parlare. Vale anche per gli uomini, però certamente la prima ad essere penalizzata è la donna, cioè se c'è qualcuno da lasciare a casa sicuramente la donna, perché la donna comporta sempre altri tipi di problemi, perché se ha degli anziani in famiglia e verso quell'età è facile averli, chi se ne occupa è sempre la donna, quindi anche il datore di lavoro ha sempre il timore che assume una donna e poi la donna lo sento dire l'abbandona. anch'io da imprenditori che conosco, ogni tanto si parla anche in amicizia e c'è sempre questa diffidenza comunque verso la figura femminile nel lavoro, no perché vuole un figlio, no perché poi ha problemi, insomma rimane un dato di fatto questo comunque. Purtroppo questo è uno degli aspetti. Comunque, ecco, tornando alle pari opportunità, abbiamo adesso un ministro donna molto giovane che è la Carfagna, che sta facendo anche alcune cose con un certo coraggio, tipo la legge sullo stalking, abbiamo visto, sullo contro stalking, la violenza verso le donne. La violenza, c'è ancora tantissimo da fare e ci sono tante donne, ecco, questo un po' è una cosa che è un po' un dolore dirlo, ma abbiamo tantissime donne preparate, ma che non vengono poi chiamate a rappresentarci. Vengono valorizzate. Prima però mi diceva, e speriamo insomma, che diventi anche questa una concretezza, che ci sono 3 progetti di legge adesso in atto per valorizzare di più la presenza della donna nel mondo del lavoro. Esatto. Sono stata proprio ad un'audizione al Senato 2 settimane fa in rappresentanza di un'associazione di categoria, appunto, che è la GC, proprio per sentire un po' questi 3 progetti di legge su cui si stanno apportando delle modifiche per valorizzare il lavoro delle donne, perché c'è attualmente, dovendo adeguarci allo standard europeo, c'è la necessità per esempio di arrivare all'età pensionabile ai 65 anni. Parliamo giusto anche di questo, di età pensionabile, come siamo messi allora? Allora, probabilmente questa cosa passerà, ma io dico, non è che non siamo d'accordo sul fatto di aumentare l'età pensionabile se tutto quel denaro che verrà raccolto dall'aumento dell'età pensionabile potesse essere utilizzato per i servizi che riguardano la donna. C'è il problema della ridistribuzione, no? Ma sì, se quel denaro serve per noi, perché si possono avere più asili, più asili familiari, gruppi, adesso tutte queste soluzioni che cerchiamo di individuare per favorire il lavoro della donna, se questo potesse essere, o per quegli anziani che sono a nostro carico,
Io penso che la donna alleggerita di questo, se ama il suo lavoro, può anche lavorare fino a Sì, 25, insomma, poi c'è anche 65 proprio un anni. problema di qualità della vita, non solo del Insomma, lavoro. quindi insomma ci sono parecchie, diciamo, parecchi aspetti su cui stiamo riflettendo Riflettendo e e lavorando. lavorando. Per esempio la cooperazione è un mondo interessantissimo. 7.500 cooperative che... Non sono tutte di donne, sono No, 7.000 però lei fa un po' da distribuite. supervisore, No, io diciamo, mi occupo del coordinatrice. femminile perché devo dire che nella cooperazione c'è una fortissima presenza di donne, Sì. però non certamente ai vertici. Qui lo dico, Quello, come ecco, non rimane, è certamente ai vero, vertici. anche lì. Quindi una delle cose che dobbiamo fare certamente è quello comunque di avere una rappresentanza anche nella cooperazione. E quindi io sto lavorando un po' per questo, sono all'interno di un coordinamento delle piccole e medie imprese dove ci stiamo occupando di alcune legislazioni proprio specifiche per le donne. Ed è sempre interessante vedere, cioè confrontarsi anche con altre associazioni di categoria, vedere come si muovono, quali iniziative promuovono per la donna, come inseriscono la donna nei loro organi di rappresentanza. Poi si Perché diceva questo, prima, Sandra, dell'importanza anche del peso politico, no, di queste associazioni, sì, l'importanza di sì, strutturarsi e poi di far sapere che si è che e cosa ci si è. siamo e che possiamo contare. Su questo vorrei proprio fare un accenno ad AIDA, che è un'associazione di donne imprenditrici che io Di amo cui lei è moltissimo. vicepresidente nazionale, quindi un altro incarico anche lì. Sì, siamo 1500 imprenditrici distribuite in tutte le regioni Ah, d'Italia, quindi appunto nazionale, non è solo. nazionale. È la cosa proprio molto interessante è che abbiamo questa condivisione di ruolo, no? E la donna imprenditrice ha delle caratteristiche particolari, che sono quelle di un grande coraggio, perché fare impresa richiede davvero un Tanto grande più oggi. impegno. E riescono a mettere insieme l'impresa, la famiglia, perché vedo che tutte sono sposate, hanno dei figli, i dipendenti che insomma hanno sempre la necessità di essere condotti, quindi non è facile fare No, impresa. sono tutte delle guerriere belle È un bel toste. gruppo di guerriere che comunque può fare rete tra di loro. Si sta scoprendo anche Può, questa complicità femminile, sì, vero? ma anche per rafforzare l'impresa, perché in fondo perché non dobbiamo tra di noi collaborare e rendere le nostre imprese più produttive, perché ci aiutiamo tra di noi. Certo, ma poi Anche questo l'approccio è un più intelligente, no? elemento, questo è Lasciare i un vecchi elemento, antagonismi che esatto. descrivono a volte ingiustamente la figura femminile, sempre con questa invidia di fondo, questo Purtroppo guardarsi sì, un po' in cagnesco. C'è, però insomma le donne possono anche fare rete, possono diventare complici, esatto. insomma alla fine ci guadagnano loro per prime, no, Non c'è Sandra? dubbio, non c'è dubbio. E su questo è la battaglia più importante proprio su questo, ma dobbiamo dire che poiché le donne hanno iniziato a lavorare, a votare non da tantissimi anni, certamente il nostro è un percorso un po' più lungo rispetto a quello maschile, che insomma è un percorso Sì, diverso. diciamo che è Insomma. stato dato sempre Hanno per una storia acquisito, per diversa, sì, natura, sì, insomma sì, la sì, donna sì, è sì. vero, l'emancipazione femminile storicamente è più recente. Con AIDA infatti abbiamo fatto un corso di formazione proprio quest'anno che aveva come finalità la conoscenza delle nostre istituzioni, proprio perché io ritengo che far parte di un'associazione significa anche conoscere tutti quei meccanismi che ci possono portare dentro o a commissioni o a istituzioni in cui possiamo rappresentare la nostra associazione, le nostre esigenze, le nostre istanze in Camera di Commercio, in Regione, in Comune, ma se noi non conosciamo gli organismi, come facciamo ad essere presenti? Questo vale per AIDA, ma vale per tutte le associazioni del Certo. territorio. Quindi Ed è divulgazione e stata, informazione. sì, è stata un'esperienza bellissima, abbiamo chiamato a testimonianza donne che hanno fatto percorsi anche istituzionali e che ci hanno raccontato le loro esperienze, qualche sindaco donna di piccoli comuni, anche delle giovani, piene di entusiasmo, che ci hanno raccontato tutte le difficoltà dentro un organismo amministrativo che richiede anche una formazione, una conoscenza di alcune dinamiche interne non affatto facili. E proprio adesso stiamo organizzando una visita al Parlamento, Bene, quindi magari quando si discute di una legge
al femminile, quindi la stiamo organizzando, proprio perché ritengo che vedere come funziona un organismo istituzionale diventa importante. Quindi 4 sono le visite che abbiamo previsto quest'anno. Però è bello questo perché dà Sì. anche davvero Sì, uno sì. sprint, no? E Quell'entusiasmo poi di il condividere capire le con chi cose. ci dobbiamo confrontare, quindi una visita è a livello nazionale al Parlamento, una a livello regionale, andremo a Palazzo Balbi il 9 di questo mese. Sede della Regione Veneto. Della Regione giusto? Veneto, per capire un po' tutti gli organismi, come funziona, dove si riuniscono e probabilmente avremo anche un incontro con il Presidente che ormai ha finito il suo mandato e così potremo fare anche qualche domanda su questi 15 anni di presenza in Regione. E poi abbiamo una visita all'Organismo Mondiale della Sanità che è a Venezia, a Palazzo Franchetti, per vedere un po' cosa si fa nella sanità nel mondo. Che Sì, è un perché anche la altro- salute, no, La nel mondo salute della diventa un donna, elemento importantissimo. E poi la comunicazione, quindi andremo a visitare il Gazzettino di sera, quando le rotative girano. Nella sede di Mestre, vero? Nella La sede di Mestre. Ecco, Via Torino quest'anno il 110, so nostro... tutto. Ho raccontato anche quale sarà il corso di quest'anno e il corso, le dico, il particolare interesse ha destato per esempio l'esperta di cerimoniale, la responsabile del cerimoniale della nostra provincia di Padova e del comune di bello. Padova, che è venuta un po' a spiegarci tutte quelle che sono regole che bisogna rispettare quando si Un po' di ricevono bon delle ton, di istituzioni. savoir-faire. Ma non è solo bon ton, perché ci sono delle regole precise, l'abbiamo Un proprio codice, scoperto sì, anche noi, un'etichetta. e tanto che mi è venuta l'idea di produrre una piccola guida per tutte le associazioni o le donne che si occupano di istituzioni o le donne che hanno imprese, che hanno la necessità di invitare magari qualche personalità presso la propria impresa per poterle aiutare ad agire nel modo più corretto Ah sì, perché, possibile, insomma, senza commettere errori di sono forma. momenti importanti, una si emoziona, c'ha l'ansia Esatto. della prestazione, quindi questo vademecum. Quindi sapere che l'ospite va seduto a destra più che a sinistra. Sì. Infatti è stato divertentissimo in Molto. questi incontri, perché mi diceva che, non so, hanno ricevuto la regina d'Inghilterra e hanno preparato in regione, credo sia successo questo, non so dirle qua, e hanno preparato un bouquet con dei fiori che invece per l'Inghilterra erano fiori funebri, Che non ci siano invece per incidenti noi diplomatici. sì, A ma volte possono sì, basta succedere se uno un'inezia. commette degli errori. Quindi sapere un pochino, no, come ci si deve comportare. Decisamente se non li organizzate voi questi corsi, chi li organizza, cioè mancano, no, queste figure Indubbiamente mancano, è professionali. una cosa che non si fa, quindi una delle cose che mi riprometto di promuovere, al di là della ricerca sempre di nuove professionalità e quindi di nicchie di mercato innovative, di promuovere iniziative che magari a cui finora non si è pensato e che potrebbero costituire dei percorsi reddituali completamente nuovi, quindi questo è il appunto, nostro originali. obiettivo. Quindi anzi, se c'è qualcuno che ha da suggerirci idee, le possiamo allora diamo valutare. l'indirizzo internet, perché forse lì è Sì. possibile scrivervi anche delle mail per entrare in Sì, contatto con certamente. l'associazione. Allora www. domanidonna.it. Bene, molto È semplice. molto semplice, quindi potete scriverci, darci suggerimenti o se avete delle idee le possiamo sviluppare. Ecco, ricordo una per tutte, mi ricordo era il 95, una delle mie allieve faceva la guida turistica e aveva una grande casa e lei dice: mi piacerebbe fare come in Inghilterra dove si fanno i bed and breakfast, e fu lì che abbiamo promosso il primo corso di bed and breakfast, che è diventata poi una legge regionale, perché sì, si è fatto moltissimo sul fronte del turismo. e Così. in questi 10 anni vedete come si è sviluppato questo settore. Quindi era un segnale già di un Era un interesse segnale. palpabile anche a livello di Il primo mercato. progetto di legge regionale è nato su un corso di Domani Donna, lo ricordo Che soddisfazione, ancora. vero Sì, Sandra? è piacevole, sì, è bello. Com'è bello, non so, camminare per la strada, incontrare qualcuno che magari non riconosci più e ti dice buongiorno, non si ricorda di me? Sì, allora ti racconta il suo lavoro, i suoi
poi progressi di carriera, oppure vedere che qualcuno ritorna dopo 10 anni di attività per riformarsi ancora perché ha deciso di salire di grado Sì, nella perché poi non propria si azienda. finisce mai, no, di mettersi in gioco. Questo Certamente. è un po'... Ecco, una cosa che mi sento di dire proprio è che ormai oggi il posto tradizionale fisso per tutta la vita non esiste più e dobbiamo No. abituarci a questo. Io stessa ho Che la formazione vissuto deve questa essere cosa. continua, perché abbiamo sempre da apprendere, da imparare, da modificare, in particolare in quest'epoca tecnologica in cui tutto cambia. E quindi non preoccupatevi, avvicinatevi alla formazione e non abbiate il timore di avere il posto sempre fisso, ma combattete per cambiare la vostra professionalità e per comunque inserirvi senza avere paura in qualsiasi settore che vi Sì, piaccia. Sandra, sono messaggi importanti. Intanto il posto fisso oggi non ti garantisce nulla, Purtroppo, perché puoi anche non averlo, quindi avere un paracadute, crearsi nuove competenze, magari non Sì. solo una, spaziare, no? Perché quello che Infatti. hai oggi può non esserci più, devi rimetterti in gioco magari in proprio, da sola, perché sa, anche stare lì ad aspettare che qualcuno magari ti assuma dall'oggi al domani, a volte bisogna un po' Non è ingegnarsi, crearsi facile, una sì. piccola attività. E soprattutto un po' di umiltà e di disponibilità, perché a volte bisogna entrare in punta dei piedi in un'azienda e rendersi indispensabili, perché allora si accorgono che senza di noi non possono fare. Questo è un altro Sono piccolo piccoli segreto. trucchi, vero, che la Sandra Miotto Ci decisamente da vuole tanta esperta. pazienza, sì. Sì, ci vuole pazienza, quel pizzico appunto di Sì. furbizia, di umiltà, no? Che come Certo. ha detto lei ti fanno sentire comunque indispensabile, Sì. no? Perché... E poi certamente facciamo i conti con un periodo molto difficile, quindi bisogna avere una forza interiore per reggere C'è anche un in questi equilibrio, esatto, momenti. psicologico. Sì. Comunque, Ma non arrendersi mai. esatto, voi vi occupate anche di sostegno psicologico, Certo. quindi al vostro Sì. sportello, insomma, sono invitate tutte le donne Sì, ad sì, andare sì. anche per avere un Se minimo per esempio di... sono dei comuni limitrofi, noi abbiamo uno sportello ad Abano Terme che copre i comuni vicini, uno a Noventa Padovana, uno a Ponte San Nicolò e uno a Saonara. Bene, quindi insomma dislocate nelle varie Sì, zone. facciamo anche tante iniziative di gruppo proprio perché le donne possano incontrarsi e Fare condividere. rete, come dicevamo, Sì, no, ma Sandra? sa che cos'è? Che a volte il nostro problema sembra enorme. Se lo condividiamo con altri ci rendiamo conto che è un problema comune agli altri come nelle e terapie in stile americano, no, assume di un ruolo gruppo. completamente diverso. Bene, ha dato dei messaggi veramente positivi e anche insomma, degli strumenti per informarsi, perché l'informazione oggi e la consapevolezza restano le chiavi vincenti, vero Certo, Sandra? certo. Abbiamo esaurito la nostra ora, le avevo detto che insomma in genere quando si parla piacevolmente passa molto in fretta. Io la ringrazio di essere stata con noi, veramente è stato molto Grazie a piacevole. voi. Ci ha aperto così, come amo dire, una finestra insomma, sul mondo della donna e dell'occupazione femminile, che è un tema sempre importantissimo e di sicuro interesse. Allora amici, salutiamo Sandra Miotto, l'aspetto quando vuole per un'altra piacevole conversazione e un caffè da bere in compagnia. Amici, salutiamo Sandra Miotto, io vi aspetto sempre domani, se vi farà piacere, qui in diretta a Chiacchiere Caffè per un altro ospite e un altro caffè insieme. Grazie di essere stati con noi, a domani. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight.